La fine dell'anno e l'inizio del nuovo si intrecciano a Treviso sotto il segno di un cauto ottimismo, ma anche di forti preoccupazioni per i consumi. Dalla tavola del veglione di San Silvestro alle vetrine dei negozi di moda pronte per i saldi invernali, le imprese del commercio e dei servizi affrontano un passaggio delicato tra voglia di festa e difficoltà economiche ancora evidenti. Nonostante tutto, per la notte di Capodanno, secondo FIPE e Confcommercio Treviso, la ristorazione provinciale si prepara a un buon afflusso di clienti spinti dal desiderio di celebrare l'arrivo del 2026 fuori casa. Un sentiment positivo per questo veglione che presenta il quasi tutto esaurito ovunque, dai ristoranti, varie sono le formule, ai lounge bar, ai club, fino alle discoteche, con una formula di menù completo che può variare dai 55 € in su, a seconda, fino ai 150 € se c'è o no l'intrattenimento musicale. Vanno molto bene anche i menù alla carta, con una scelta libera all'interno della serata per poi uscire verso le piazze o aspettando mezzanotte in contesti all'aperto. Archiviato il Capodanno, l'attenzione si sposta subito sui saldi invernali al via dal 3 gennaio. Secondo Federmoda Treviso, dopo una stagione natalizia piuttosto sottotono, le aspettative sono prudentemente positive. Una larga parte dei consumatori veneti prevede acquisti di abbigliamento, calzature e accessori, con una preferenza ancora significativa per il negozio fisico. La spesa media prevista è di 217 € per l'abbigliamento, 183 per la calzatura e 172 per gli accessori. Per i negozi della moda i saldi rappresentano spesso l'ultima occasione per sostenere fatturati già messi a dura prova da promozioni anticipate, Black Friday prolungati e margini sempre più ridotti. Il rischio di una progressiva desertificazione commerciale dei centri storici con la chiusura dei negozi multimarca è concreto. Treviso si muove dunque su un equilibrio fragile. Il consiglio che noi ci sentiamo di dare come Federmoda è quello di acquistare nei propri centri storici.